Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Arrende adesso perché la fase di rodaggio del nuovo servizio di differenziato porta a porta si è conclusa. I risultati sono buoni, ma non mancano le distorsioni dovute all'incuria di alcuni cittadini, scoperte centinaia di utenze non censite, intensificati i controlli sul territorio attraverso la videosorveglianza. Gianluca Pasqua. Dai cassonetti al porta a porta, la rivoluzione della differenziata è arrivata anche a Rende ormai da qualche mese. Il periodo di rodaggio sta per terminare e già si raccolgono i primi dati confortanti. Percentuali elevate in diversi quartieri e abbandoni in diminuzione. Certo, non mancano qui e lì i cumuli di rifiuti, soprattutto in prossimità delle aree dove erano posti i cassonetti e in diverse zone periferiche. Fenomeni dovuti alla resistenza da parte dei cittadini e agli abbandoni effettuati da incivili di passaggio provenienti da altre aree. Una delle zone più difficili da gestire è stata inizialmente quella di Quattromiglia, area prettamente universitaria. Da settembre la situazione è migliorata molto, infatti abbiamo fatto dei giri, abbiamo trovato pochissimi cumuli di buste, uno è alle nostre spalle e voi giustamente lo fate presente, io avevo fatto finta di non vederlo ma a voi non è scappato, però siamo in una fase di recupero, diciamo. Siamo partiti un po' in ritardo perché gli universitari sono arrivati ad ottobre, settembre, quindi il tempo di educarli a questo nuovo tipo di raccolta e confido molto nel senso civico e nel rispetto dell'ambiente, perché parliamo di studenti universitari, non stiamo parlando di gente, e dovrebbero essere anzi loro a dare lezioni sull'ambiente e di bonifica sui territori nostri. Presso il municipio rendese è ancora possibile ritirare il kit composto da mastelli e sacchi. Molti cittadini non censiti stanno regolarizzando la propria posizione. La raccolta differenziata mediamente siamo al 60%, in alcune zone tipo Rogges, Commenda, Sant'Agostino abbiamo superato il 74%, quindi stiamo raggiungendo ottimi risultati. È normale che le periferie, anche per l'ampiezza del territorio, è più lungo il percorso diciamo, di bonifica, per usare un termine adatto alla raccolta, però siamo ottimisti. Molte volte le buste vengono lasciate da chi non ha i mastelli, perché noi stiamo facendo dei giri e vediamo che la maggior parte dei palazzi incomincia ad avere i mastelli sotto casa. Purtroppo molti appartamenti non erano censiti proprio agli uffici tributari del comune, ma insieme alla Calabria Maceri e ai vigili urbani mi sembra che siano stati individuati oltre 1000 nuovi iscritti. Come negli altri centri che hanno attivato l'impegnativo ma efficace servizio del porta a porta, anche a Rende sarà necessario intensificare i controlli sul conferimento, anche con l'ausilio della videosorveglianza. Stiamo provvedendo col montaggio di telecamere e sicuramente incominceremo con le sanzioni, perché dopo 2 mesi di tolleranza mi sembra sia giusto passare oggi a punire chi mantiene ancora un comportamento non corretto. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!